Qui con me ho proprio i due consiglieri regionali, ho accanto a me Alberto Budai della Lega, buongiorno consigliere, e ho anche in videocollegamento, abbiamo con noi, anzi in videocollegamento, la consigliera regionale Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle. Grazie e buongiorno per l'invito. Allora, devo ovviamente introdurvi in primis con questa tematica, con questo sfogo anche, questa problematica vissuta nella zona di Via Cividale in primis da questo titolare e dalla necessità di maggiori interventi per garantire sicurezza anche con dotazioni adeguate, con controlli e interventi ovviamente efficaci. Cosa se la sente di dire? Parto da lei, consigliere Budai. Quando si vedono immagini di questo tipo ovviamente stringe il cuore, perché ci rendiamo conto di cosa si sta trasformando il nostro Friuli, e continuo a ribadire che fino a pochi anni fa si viveva con le porte aperte. Qui non ci rischia ancora un po' la vita ogni giorno. Se per difendere la sua azienda, per difendere la sua famiglia, il titolare rischierebbe ben pesanti imputazioni, lì, in quel caso lì sicuramente la legge andrebbe giù pesante e gli rovinerebbe la vita, cosa che non fa invece nei confronti di quei personaggi che abbiamo visto nelle immagini. Ma poi mi scusi, cioè assistiamo ogni giorno, ormai sui social si vedono situazioni in cui i carabinieri vengono inseguiti, no? Accoltellati, non possono reagire, che addirittura scappano perché rischiano di compromettere la loro carriera, di fronte a questi. Ma scusate, davanti a queste situazioni io dico, se hai un manganello e una pistola, i carabinieri devono reagire. E io sono convinto che se iniziassero a reagire non ci sarebbe tutta questa impunità, ma soprattutto se fossero tutelati ovviamente dalla legge, ma non dalla legge che devono fare i politici. Abbiamo capito da chi devono essere tutelati, da apparati dello Stato che dovrebbero difendere chi impone la legge e non li difendono, perché a questo punto anche un tutore dell'ordine, se deve rischiare la sua carriera, la sua vita, la vita della sua famiglia, per intervenire a un certo punto rischia di fermarsi e rischiamo di arrivare alla guerra civile. Tema delicatissimo sicuramente, con vari fattori in gioco, specie se si parla anche di utilizzo appunto di armi. Capozzi, lei come desidera commentare anche le parole del titolare del locale? Ma sicuramente va la nostra solidarietà al titolare della trattoria Monreale. Dalle sue parole si evince tutta la disperazione di chi vive in costante pericolo, chi vive appunto le difficoltà della gestione della propria attività sotto la pressione di quello che accade all'esterno, e quindi trova inaccettabile lavorare in queste condizioni, né che una persona sia esposta a questo tipo di eventi che sicuramente vanno condannati. E differentemente dal mio collega Budai ritengo che alle forze dell'ordine il sostegno vada garantito, al di là della strumentazione di cui già appunto sono dotati, vadano rafforzate soprattutto in termini di numeri, perché parliamo di forze dell'ordine sotto organico, tant'è che lo stesso titolare denunciava il fatto che le forze dell'ordine sono arrivate dopo l'arrivo dell'ambulanza, e comunque parliamo appunto di una situazione che va controllata, ma perché i nostri cittadini vivano in assoluta tranquillità i loro spazi, ed è inaccettabile sentire dire che dopo le 17 del pomeriggio i cittadini non escono perché si verificano situazioni che possono mettere a rischio la loro incolumità. Quindi da questo punto di vista ritengo che sicuramente sia una parte appunto della nostra città che vada monitorata, soprattutto a seguito degli eventi che si stanno verificando e che vengono denunciati, e bisogna stare vicini ai cittadini perché nessuno si sente insicuro nella propria città e possa circolare liberamente senza il pericolo che venga aggredito. Stessa cosa vale per le nostre attività che già sono in difficoltà per tante ragioni, per il caro bollette, tante attività chiudono, quindi è inaccettabile che un titolare si veda costretto ad intervenire, mai sia che intervenga, anzi lo invito a non farlo, per difendere appunto la propria incolumità o per difendere la propria proprietà.
Allora, abbiamo una telefonata in arrivo. Buongiorno, chi ci sta chiamando? Buongiorno, sono Alessandro da Sacile. Volevo intervenire su queste cose qui. E oggi purtroppo con tutte queste persone che arrivano da fuori noi non possiamo fare niente. Come reagiamo? Ci troviamo subito con problemi. I carabinieri, la polizia, si usano il taser contro queste persone, vengono denunciate e non possono fare niente, hanno le mani legate. La magistratura secondo me dovrebbe intervenire in modo diverso e certe volte difende queste persone e non la trovo una cosa giusta. Buongiorno e grazie. Grazie a lei per aver partecipato e per aver condiviso la sua opinione. Un'ultima battuta prima della pubblicità anche su quanto possiamo anche mettere 10.000 poliziotti fuori di questo bar, ma finché queste persone e in altre situazioni si sentono totalmente impunite e nessuno di questi 10.000 poliziotti può intervenire con le strumentazioni adeguate e con i mezzi adeguati, con le risposte adeguate a questo tipo di pericolo, è inutile avere serve migliaia. Un cambiamento normativo nazionale. Serve un cambiamento normativo e un cambiamento radicale anche su come possono agire le forze dell'ordine, e sono sicuro che potessero agire in maniera diversa, l'80% di queste situazioni sparirebbe nel giro di pochi mesi. Un'ultima battuta anche su questo di nuovo a lei, Capozzi, poi andremo in pubblicità. Ma resto basita dalle parole del mio collega, perché le forze dell'ordine non hanno alcun impedimento ad intervenire. Poi voglio ricordare al mio collega Budai che in questo momento governa la sua maggioranza e quindi nulla impedisce loro di fare delle leggi che inaspriscano, anzi mi pare che il DDL sicurezza di Salvini vada proprio in quella direzione e probabilmente rispetto a questo allora risulta inefficace, e a dirlo sono proprio le sue parole, ecco. Veda le sentenze della magistratura e poi ne riparliamo. È inutile fare le leggi se poi qualcuno fa politica e cambia le leggi di fatto nelle sentenze. Qua non ne usciamo. Ma le leggi non vanno interpretate, le leggi vanno rispettate, vanno ma mi sembra rispettare. che qualcun altro le interpreta, non le applica. Le sentenze sono questo è sbagliato, ecco. Le sentenze sono sentenze in ogni caso, poi ricorsi, controricorsi, quindi i percorsi poi lì insomma, procedono in base alle varie posizioni. Pubblicità dunque, restate con noi. Ben ritrovati, prosegue il dibattito politico insieme ai nostri ospiti, consiglieri regionali Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle e Alberto Budai della Lega. Stiamo parlando del tema sicurezza, in particolare dei disagi forti vissuti nell'area di Via Cividale. Abbiamo visto il caso di una rissa all'esterno di una trattoria con le parole anche del locale, l'Osteria Monreale, con anche le parole del titolare che ha rivolto un appello alle istituzioni per un maggior supporto. Abbiamo una chiamata in arrivo, allora diamo subito la parola al nostro telespettatore o telespettatrice, poi ritornerò a stimolare il confronto tra i nostri ospiti. Buongiorno, chi ci chiama? Buongiorno. Prego. Nevio e telefono da Udine. Da Udine dunque. Sì, da Udine. Allora, guardi, io è da anni che sto denunciando questo degrado della città, e da anni via Butrio, via Marsala, Piazzale Cella, via Cividale, via Pozzuolo, Parco delle Foibe, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta la fascia che va da Piazzale Cella a Piazzale Oberdan con tutte le ramificazioni, via Cividale, eccetera, eccetera, c'è un degrado, non dico spaventoso, ma c'è un forte degrado. Oltretutto poi la sporcizia. Lo dico 1000 volte, ho telefonato 1000 volte a TV12 dicendo il Parco delle Foibe, cioè il parcheggio antistante al Parco delle Foibe sporco, lurido, pieno di pakistani, afghani che spacciano, si drogano, eccetera, addirittura fanno sesso dietro i cosi, beati loro che sono giovani. Comunque fanno sesso dietro ai cespugli, eccetera. Una cosa indecente. Una Udine, anche con le telecamere. Una Udine irriconoscibile. Poi un'altra cosa, sono stufo di sentire i politici che danno solidarietà alle forze dell'ordine, bisogna aumentare l'organico, tutte stupidaggini.
perché guardi, allora il centrodestra al governo dovrebbe fare le leggi più severe. La consigliera regionale Capozzi è alleata, mi sembra, è alleata di Sumaoro, Salis, Mimo Lucano, e da questa gente cosa ci si può aspettare? Ecco, non dico nient'altro, vi dico solo una cosa: fra 5-6 anni Udine sarà la seconda Monfalcone del Friuli, ma peggio di Monfalcone, perché mentre Monfalcone è monitorabile dalle forze dell'ordine, essendo una piccola città, Udine sfuggirà anche al controllo, perciò diventerà una schifezza, una Calcutta. Grazie, buongiorno, arrivederci. Allora, buongiorno a lei, lascio subito la replica alla consigliera Capozzi che ha chiamato appunto in merito. Rispetto il pensiero della persona che è intervenuta, ovviamente non lo posso condividere, anche perché parlo per il Movimento 5 Stelle. All'interno del Movimento 5 Stelle ci sono persone del tutto rispettabili, come voglio citare uno fra tanti, Roberto Scarpinato, che si è espresso contro la mafia ed è conosciuto, ecco, da tutti, e siamo tra quelli più intergermi dal punto di vista comportamentale. E per quanto riguarda quello che accade, ripeto, ci stanno sicuramente delle situazioni che vanno riprese, ecco, vanno controllate, perché il territorio non può essere abbandonato, il territorio deve essere presidiato, e questo perché i cittadini debbano sentirsi sicuri di circolare senza la paura né di essere aggrediti, né che le loro attività siano prese di mira da persone appunto che vogliono delinquere. E questo perché ci sono delle leggi appunto che devono permettere a tutti appunto di essere liberi di vivere la propria vivere liberamente i propri spazi, ecco. Dico sempre, sia in ambito di nazionalità straniera, italiana, sia in ambiti politici, di posizioni politiche, non si può fare sempre di tutta un'erba un fascio, no? Quindi ogni persona ha il suo profilo, ha il suo percorso, ha le sue visioni, ha il suo impegno, insomma ha i suoi risultati, e quindi è giusto anche qua sempre mettere le mani avanti. E allora facciamo così, consigliere, la vedo con lo sguardo furbo, vuole aggiungere qualcosa? No, io manderei adesso, per replicare a tutto, no, l'intervista, anzi quello che disse pochi giorni fa De Luca al convegno, no, del suo partito, no, e dove disse cosa sta diventando Napoli, che sembra quasi, dalla telefonata del signor Nevio, siamo a questo livello, no? Salvo poi concludere che quando si dovrà scegliere fra, no, l'obbedienza oppure la linea del partito e tutelare la propria famiglia, lui tutelerà la propria famiglia. Poi magari ha fatto diventare il figlio segretario del PD, ma quello è un altro discorso, non è presente, no? Tutto lì, però anche ogni percorso. Questo sta a significare che a un certo punto qui si rischia veramente di arrivare alla lotta civile, no? In mezzo al paese. Sicuramente non aiuta la situazione il fatto che ci siano alcuni palazzi magari abbandonati, non utilizzati da persone residenti, insomma, ma che sono utilizzati come dormitori e anche come luoghi di spazio. Allora restiamo sempre nella zona di Via Cividale a Udine per proprio parlare di un caso di un ex hotel lì presente, e ieri ci ha testimoniato la situazione vissuta dagli esercenti della zona e non solo, Giorgia Bortolossi. Sentiamo. Sono anni che riscontriamo un continuo via vai di persone che entrano ed escono sfondando vetri, vivendo nel degrado, vanno a dormire lì dietro e spacciano. Via Barcis, laterale di Via Cividale. Qui sorgeva l'hotel Villa Premier, una struttura all'avanguardia e di lusso. Oggi è un dormitorio abusivo e luogo di spaccio. Lo sanno tutti nella zona, il via vai lo vede ogni giorno Michela, titolare del ristorante Cuore d'Abruzzo, confinante con l'ex albergo. Noi siamo entrati più di qualche volta, prima ancora di aprire anche l'attività, perché non c'era un confine tra la nostra proprietà e quella sul retro dell'hotel, e abbiamo proprio visto una situazione di degrado fuori dal normale. Loro vivono nel loro schifo, mangiano, dormono e vivono in una situazione di totale degrado. Tutto questo finisce per danneggiare i locali e la loro clientela. Abbiamo paura su tutta la via, perché più di qualche volta ci sono state violente discussioni con vetri spaccati, e anche per quanto riguarda noi che abbiamo delle attività è veramente difficile, perché abbiamo paura anche per i nostri clienti, insomma, perché sono stati riportati anche dei danni.
Hanno danneggiato le macchine, mi diceva. Hanno spaccato vetri, hanno rubato all'interno delle macchine, sono stati seguiti, più di qualche volta c'è successo questo. Ci sono state chieste anche delle registrazioni in merito. L'ex Hotel Premier ora è di proprietà di Sereni Orizzonti, che da noi contattata ha dichiarato quanto segue. La proprietà ha provveduto più volte a mettere in sicurezza la struttura, installando grate e disponendo operazioni di sgombero, bonifica e sigillatura con barriere in ferro per scongiurare accessi non autorizzati. Nonostante ciò si sono verificate nuove intrusioni. Ora si prepara un ulteriore intervento di sgombero accompagnato dall'adozione di sistemi di sicurezza aggiuntivi sia fisici che elettronici. Dalla proprietà si attende inoltre un supporto concreto da parte delle forze dell'ordine. E quindi anche qui si chiede un supporto il più possibile delle forze dell'ordine. Che fare? Fondamentale il ruolo anche della proprietà e del dialogo anche con le amministrazioni comunali. Sì, ma guardi, la potrei portare non solo in grandi centri, la potrei portare anche in piccoli centri, dove ho visto di persona, dove c'è il degrado, l'insicurezza, persone che fanno quello che vogliono, no? E non hanno, ormai si è diffusa l'idea, soprattutto nella testa di queste persone, che in Italia si può fare qualsiasi cosa, che tanto non succede nulla. Cosa succede? E anche se si interviene e questi rientrano, e cosa rischiano? Cioè io dico, purtroppo è un discorso di tornaconto, cosa rischiano queste persone? Cioè io penso che diversi anni fa rischiavano ben altro, rischiavano il bando sociale, rischiavano di essere messi, e quello era un rischio anche economico. Cioè queste persone possono fare nelle legalità tutto quello che vogliono, non rischiano niente. Lei pensa che queste persone rischino qualche anno di galera, rischiano veramente di essere espulse se sono degli extracomunitari o se sono degli italiani, rischino veramente qualcosa? No. Quindi questo è l'andazzo. Io quando dico ci vorrebbero i mezzi morali so benissimo cosa intendo, e non i mezzi morali andare lì con il Vangelo oppure con le belle parole, con qualche altro mezzo morale, chi vuol capire capisce. E allora forse un minimo si ristabilisce le priorità. C'è chi sicuramente non ha la sua stessa posizione, ritorno da Capozzi. Ecco, un ultimo commento, poi vorrei dedicarmi anche alle situazioni riguardanti anche i più giovani, situazioni anche qui molto delicate e difficili da gestire. Prego, consigliera. Ma gli edifici abbandonati e vuoti sono sempre luogo di, appunto, di situazioni abbastanza equivoche, però qui parliamo di proprietà private che appunto devono essere difese e che venga impedito appunto che ci siano occupazioni di ogni tipo. Ma anche rispetto a questo devo dire che la Lega è intervenuta con il DDL sicurezza proprio per impedire che ci siano le occupazioni abusive. Quando sento il collega Budai lamentarsi delle leggi che non funzionano, io voglio ricordare al collega Budai che sono loro al governo, quindi che inaspriscano ulteriormente le regole, ecco, se ritiene che la sia quella, ma trovo inaccettabile sentire dire che le leggi sono inefficaci, cioè quando la sua parte politica è a governare il nostro paese. Anzi, facciamo così, abbiamo un servizio anche realizzato ai colleghi di Trieste per la situazione che si continua a vivere nell'area di Portovecchio, dove alcuni operai impegnati nei cantieri sarebbero stati insultati e minacciati da alcuni stranieri che occupano anche qui i magazzini come dormitorio. La denuncia arriva dal sindaco di piazza che promette il pugno duro con nuovi divieti e controlli nell'area. Operai delle ditte minacciati e maltrattati in Portovecchio da parte dei migranti che utilizzano i magazzini dell'area come un dormitorio. Questo è quanto ha riferito stamattina il sindaco di Piazza, che durante la presentazione della campagna contro le truffe ha fatto partire il suo sfogo davanti ai giornalisti. Il sindaco riferisce di aver ricevuto la segnalazione direttamente dalle ditte. Gli operai al lavoro per il viale monumentale del futuro Portovivo sarebbero stati insultati e minacciati da alcuni migranti ormai soliti ad accamparsi sotto la tettoia a 2 passi da Largo Santos e nei magazzini dell'area. Tensioni dettate da 2 azioni in contrasto, gli operai che lavorano e gli stranieri che, cercando un rifugio, trovano interdette certe aree proprio dai cantieri. Di Piazza, ricevuta la notizia, non ci ha visto più, ora verranno collocati dei cartelli di divieto. Allora, l'altro giorno è successo che dei clandestini hanno minacciato dei miei operai. Siccome Portovecchio, per quanto mi riguarda, rappresenta qualcosa di straordinario per la città, basta, adesso mettiamo i cartelli: vietato entrare in Portovecchio, vietato, e quelli che prendo dentro
a pedate nel fondo schiena li buttiamo fuori. Ma saranno sufficienti dei cartelli secondo lei? Adesso stiamo lavorando anche per portarli via e adesso il prefetto va in ferie una settimana, la prossima settimana ritorna e faremo un po' l'operazione tipo silos. Queste dunque le parole di Di Piazza. Vorrei però, come detto, anche affrontare il tema dei più giovani, no? dei percorsi anche di accoglienza e di un più sereno sviluppo anche delle proprie vite che in Italia si cerca di dare, ma con delle situazioni che continuano a essere non facili da gestire. Abbiamo visto alcune immagini, qua si parla di varie situazioni che si sono create anche nel quartiere San Domenico con diverse tensioni. Nella tarda serata di ieri abbiamo delle immagini e ricordo il Messaggero Veneto come riepiloga il fatto, stando almeno alle informazioni che finora sono emerse, e poi nel corso della mattinata cercheremo anche noi di avere ulteriori chiarimenti dalla Fondazione Casa dell'Immacolata, insomma dalle forze dell'ordine. Ieri c'è stata una rissa tra ragazzi di diverse nazionalità, non ci sono feriti ma danni e fumo dopo l'uso degli estintori. Sono intervenute le forze dell'ordine, anche i vigili del fuoco, e quindi questo tema anche di mettere assieme nelle strutture di accoglienza dei minori con diverse provenienze, anche diversi vissuti, perché ci sono tantissimi ragazzi, lo abbiamo visto anche in recenti interviste, che si stanno integrando, che hanno dei comportamenti virtuosi, insomma stanno facendo del loro meglio per crearsi un futuro, trovare un percorso professionale, inserirsi nella comunità. Altri ragazzi che hanno dei vissuti magari ancora più difficili e hanno dei comportamenti non facili da gestire, e già in passato anche il presidente della Fondazione Casa dell'Immacolata ha detto sì, ok, è chiaro che anche chi si occupa di questi centri vive delle difficoltà e magari sarebbe da rilanciare, anche le istituzioni lo ha rilanciato appunto Bohem attraverso i nostri microfoni, il tema anche di, dopo varie segnalazioni, magari trasferire i ragazzi più problematici in strutture a parte più idonee a favorire un loro reinserimento, in modo tale anche poi che i loro comportamenti non danneggino quelli degli altri ragazzi che stanno vivendo magari delle situazioni un po' più facili di reinserimento. Anche su questo riparto da lei, Capozzi, cosa se la sente di dire? Beh, il problema migratorio è un problema sicuramente che è complesso e va affrontato in maniera organica. Ci stanno delle falle sotto ogni punto di vista, perché abbiamo dei numeri nella nostra regione che superano quelli appunto dell'accettabilità. Noi del Movimento 5 Stelle lo abbiamo sempre detto, in particolare per quanto riguarda le strutture di minori accompagnati, abbiamo delle strutture i cui numeri appunto superano quelli tollerati, e questo impedisce anche di fare un'accoglienza dignitosa di questi ragazzi che, come ha ben precisato, alcuni di essi vogliono comunque integrarsi e far parte della nostra comunità. È un'accoglienza inefficace per la considerazione che queste strutture mettono in promiscuità persone anche con problematiche diverse, e questo può generare sicuramente delle situazioni di tensioni, perché ci stanno ragazzi con problemi psicologici o psichiatrici che andrebbero trattati in strutture dedicate, con trattamenti dedicati, invece si trovano messi insieme con altri ragazzi che non hanno particolari problematiche, quindi questo crea sicuramente delle situazioni di tensione, così come i numeri numeri alti portano inevitabilmente a situazioni di tensione. A questo voglio aggiungere un ulteriore dettaglio, ovvero la scelta del Viminale di ridurre quello che è l'importo per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, che appunto è stato ridotto al 35% di quello che era l'importo iniziale, ovvero di 100 euro al giorno per ogni minore straniero accompagnato, tant'è che anche l'ANCI ha lanciato proprio un grido di aiuto, e sottolineando che questa situazione potrebbe creare anche dei buchi in bilancio delle nostre amministrazioni locali, già in forte difficoltà da questo punto di vista nella gestione appunto dei minori, per cui va comunque garantita l'accoglienza e ripeto, si deve trattare di un'accoglienza quanto più dignitosa possibile. Abbiamo assistito nel corso del tempo anche a degli slogan
e ha della demagogia di basso livello che non ha portato risultati. Io sono piuttosto critica anche nei confronti di questo governo che quando era all'opposizione gridava chiusura e blocco chiusura all'ingresso di immigrati, blocco navale, ma lo stesso presidente Fedrigas si è speso nel corso del tempo, quando altri erano al governo, battendo i pugni con altre forze politiche perché la situazione appunto venisse risolta. Per ora che sono loro al governo, anzi devo dire di più, la regione allineata con il governo nazionale, non è che la situazione sia cambiata molto, anzi oserei dire per certi versi ha subito anche delle inclinazioni e quindi dei disagi per i nostri cittadini. Prego, consigliere Budai. Ma torno a ribadire che nonostante fosse assolto, no, in primo appello, sono riusciti a ricorrere con un triplo salto, no, in Cassazione per cercare di mettere in galera Salvini, no, che cercava di bloccare. Quindi torniamo sempre all'azione che qualche organo, no, del nostro Stato sta cercando di fare. Quindi se li dobbiamo tenerceli tutti, teniamoceli tutti tranquillamente. Dopodiché ci sono tanti minori non accompagnati che, lei sa benissimo, no, si misura, hanno un'età che probabilmente si avvicina più ai 20 anni che non ai 17, ecco, e sono minori non accompagnati, tra virgolette, e hanno un passato, perché lì non si va mai a verificare. Probabilmente un ragazzo di 16 o 17 anni in quei paesi ha un percorso di vita che è vicino ai nostri 25 o 26 o 27 anni, no? E probabilmente se sono scappati dal loro paese. Ci sono anche persone che scappano perché hanno delle persecuzioni, hanno voglia di migliorare, ma a 14-15 anni un ragazzo ben difficilmente scappa dal proprio paese, no? Ecco. Sono situazioni tanto complicate. Ci sono situazioni tanto complicate, sto dividendo, ma sicuramente ci sono persone, minori non accompagnati all'interno, che hanno un percorso di vita e sono scappati dal proprio paese per ben altre problematiche. No? E probabilmente legate anche alla giustizia e quello che hanno combinato. Ecco, forse, sicuramente, e probabilmente l'approccio che hanno nelle nostre strutture non è quello di volersi integrare e voler fare un percorso di vita. Dopodiché è chiaro che hai diverse culture e non sono certamente i nostri ragazzi occidentali. È evidente che se nella stessa struttura, pur essendo musulmano, ti trovi un ragazzo di religione sciita con un ragazzo di religione sunnita, probabilmente per chi capisce queste cose c'è il rischio che si accoltellino, e quindi è evidente che ci deve essere una certa attenzione. È evidente che non ci sono le risorse illimitate e non possiamo fare dei percorsi personalizzati ogni ragazzo, e quindi va da sé che in determinate strutture c'è questo rischio, però bisogna far capire per primo a questi ragazzi che se vogliono rimanere in Italia e vogliono fare un percorso di vita, la prima cosa è la convivenza. Altrimenti c'è il rischio veramente concreto, e spero che ci fosse, che al compimento del 18° anno ritornino da dove sono venuti. Ecco, abbiamo una chiamata in arrivo, allora lasciamo subito la parola a chi ci sta appunto telefonando. Buongiorno. Buongiorno. Prego, da dove ci chiama innanzitutto? Da Pordenone. Pordenone, prego. No, è successo un giorno che si era Andreis col camper, si era una ventina di camper, no? E praticamente c'erano una squadra di rumeni appartati fuori dai camper e praticamente aveva una musica alta, non si poteva stare tranquilli. Io ho reagito da solo, nessun italiano è intervenuto, solo io e 2 donne, e siamo stati minacciati e loro hanno detto facciamo quello che vogliamo. Noi facciamo quello che vogliamo, dalla mattina alla sera musica alta e la gente non poteva stare tranquilla. Andate da municipio. Chiara l'esperienza che ha vissuto, comunque ci sono situazioni qua, ci tengo sempre a dirlo perché è anche corretto, al di là delle nazionalità, in questo caso appunto ha avuto a che fare con queste persone.
però vediamo questi comportamenti capitano anche spesso anche tra gli stessi italiani. Comunque ci può essere il momento di maleducazione con cui si cerca di interagire, quindi non starei ben attenta al farne una questione di... Però lei insomma è rimasto colpito da questo, facciamo quello che vogliamo. Invece nel rispetto reciproco anche di convivenza, come dovrebbe essere all'interno di un luogo, di una comunità, tra anche stesse nazionalità, questo no, va fatto nel rispetto di chi anche ti circonda, quello che stai facendo, è questo il ragionamento. Mi scusi, dopo siamo andati a parlare con la moglie del sindaco e il sindaco ci ha detto siamo in democrazia, ma queste non sono risposte da dare a un italiano. Vuol dire che noi italiani parliamo tanto e non facciamo niente, perché si cagano addosso. Va bene, la ringrazio, quindi la vede anche come uno scontro insomma, culturale questo che ha vissuto. Non ricordo a chi avevo lasciato la parola per ultima, ritorno da lei, consigliera Capozzi. Ma anche in questo caso io rispetto il punto di vista di chi interviene e comprendo il disagio di vedersi in situazioni al limite certamente, però quando si generalizza non lo apprezzo, perché ogni situazione va presa a sé e non tutti quelli che aggrediscono sono necessariamente stranieri, ma l'abbiamo visto anche dalle riprese fatte dal titolare della trattoria Monreale, dove mi pare di aver sentito una persona che era italiana, e quindi ritengo che i comportamenti che vadano a ledere appunto la libertà di qualcun altro vadano condannati indipendentemente dalla nazionalità, e quindi non comprendo la generalizzazione di dire che chi delinque è necessariamente uno straniero. Riprendendo invece un passaggio del collega Budai, non si può dire appunto che queste persone lasciano il loro paese perché hanno già alle loro spalle delle situazioni dal punto di vista giudiziario importanti. Sono persone che fondamentalmente hanno dei disagi, perché io sfido chiunque, anche di qualunque età, a lasciare il proprio paese, i propri familiari, la propria vita, per ritrovarsi in un paese nuovo dove appunto non si ritrovano nessun riferimento, proprio perché evidentemente sfuggono a situazioni di disagio elevato, ecco. Allora, rilanciamo già un altro spunto di riflessione sui giovani, riguardanti anche i giovani italiani, perché in attesa della conclusione delle indagini sono emerse delle novità sull'aggressione ai danni del titolare di un'osteria di San Giovanni al Nattisone, il signor Mario De Ganis, che ha perso l'occhio in conseguenza a un pugno sferrato da un giovanissimo. I ragazzi coinvolti nell'episodio poi sono risultati 7, tutti italiani, ma solo uno risulta aver compiuto quindi l'aggressione. Vediamo il servizio. Lei pensa di averlo riconosciuto? Sì, lo conosco. Tutti quei 5 che sono sempre insieme. Li conosceva Mario De Ganis, i ragazzi che erano lì fuori la sua osteria a San Giovanni al Natisone la sera del martedì 12 agosto, prima dell'aggressione che gli è costata la vista dell'occhio sinistro. Italiani, anzi italianissimi, la conferma è arrivata poi dalle indagini ancora in corso per chiarire l'esatta dinamica dei fatti, con dei pezzi del puzzle che stanno andando a combaciare. Quello che è emerso sostanzialmente è che c'erano questi ragazzi che in realtà non erano 5 ma erano 7, erano seduti, uno soltanto di questi ragazzi si è alzato e dopo un diverbio ha sferrato il pugno che poi ha creato il danno grave al gestore. Bisogna capire ancora le dinamiche che hanno portato questa aggressione. Ci sono tante soluzioni, però di certo non è stato un branco ad aggredire la persona. Gli altri ragazzi sono rimasti attoniti, impauriti, sono scappati, e erano tutti quanti italiani, italianissimi, non di prima, seconda generazione. Quindi queste sono le cose che io posso dire in questo momento. Dopo ci sono altre cose che magari a cui sono a conoscenza, che me ne tengo per me. Un episodio che ha certamente scosso la comunità, ma che secondo il primo cittadino di San Giovanni al Natisone deve dare anche insegnamenti preziosi. Si è parlato molto, forse si è parlato anche troppo in alcuni casi,
si sono date delle immediate sentenze, si è subito immaginato a dei colpevoli, si è subito immaginato che fossero stranieri, si è subito indicato il colpevole, però dopo nei fatti tutte queste cose dovranno essere accantonate. Così il sindaco di San Giovanni alla Tisore Pari. Allora, devo assolutamente mandare la pubblicità, al rientro vi lascerò il commento in merito, a tra poco. Trovati. Allora, lascio subito la parola, riparto da lei, consigliere Budai, anche in merito a quanto successo a San Giovanni al Natisone con questo signore che dopo aver rimproverato alcuni ragazzi è stato colpito da uno di loro con un pugno a un occhio, ha perso la vista a quest'occhio. Prendo 30 secondi da prima, oltre a questo dell'occhio. Io sono il primo a dire che non è vero, no, l'equazione italiani brava gente, sono il primo a dirlo perché anche noi abbiamo la nostra buona quota, no, di persone che non seguono pedissequamente le norme di convivenza civile, e le posso dire che su 100 persone, no, da quando c'era la mia infanzia ad adesso, le posso dire che 7, 8 o 9 hanno avuto un percorso di vita che non è molto distante da quello che è successo a San Giovanni al Natisone, però tutte queste persone le posso dire che diversi anni fa hanno avuto dei percorsi poi di vita in cui, no, l'istituzione è stata molto ben attenta a come si comportavano dopo, per chi vuol capire capisce, no? E hanno fatto un altro tipo di percorso di vita. Io continuo a dire che purtroppo non c'entra solo extracomunitari italiani, sono uguali, in certe determinate fasi della nostra vita certi giovani rischiano di avere ovviamente dei percorsi che vanno un po' ad eccedere. Ed è molto influenzato da quello che ovviamente ci succede attorno, no? Perché ovviamente se il percorso sembra che ancora un po' sei un eroe a fare determinate azioni, no? È evidente che il rischio emulazione, no? Ecco, se uno capisce che quel percorso lì ti porta in una direzione, no? Che rischia, ma qui ci vuole la famiglia, ci vuole ovviamente delle istituzioni, una volta c'era anche l'oratorio, c'erano delle figure che ti facevano capire che il percorso non è quello e se vuoi rovinarti la vita continui, ma le istituzioni ti facevano ben presente che la vita te la rovinavi. Adesso ho paura che ci sia un attimino, no? Non dico di lassismo, ma qualcosa del genere, perché diversi anelli della nostra società vengono a mancare e sembra quasi che sei un eroe a dover fare... Un esempio, si è parlato dell'autorevolezza adesso, certamente, calata, magari anche delle figure come possono essere i docenti, i professori, questo è un tema culturale su più fronti. Vengo anche da lei, consigliera Capozzi, comunque anche il sindaco Palio, abbiamo sentito, ha invitato anche poi a riflettere anche sulle prese di posizioni, no, veloci, che spesso anche all'interno poi di una comunità si fanno a seguito di eventi come questi, quando poi è importante anche approfondire bene sempre gli eventi e avere un quadro poi di insieme il più possibile corretto, anche qui, no? Anche con le tastiere molto spesso, con gli ambiti social si discute molto di come al giorno d'oggi in primis anche gli adulti poi vanno a commentare, a esprimere giudizi, opinioni, prima ancora magari avere tutti gli elementi per comprendere un episodio, un fatto, questo al di là appunto di San Giovanni al Natisone, un tema proprio anche questo culturale che riguarda anche gli adulti. Prego consigliera, su San Giovanni al Natisone se la sente di aggiungere qualcosa? Ho apprezzato sicuramente le parole misurate del sindaco appunto di San Giovanni al Natisone, parole che appunto non sono demagogiche come una certa parte della politica è portata a fare. Ecco, quando avviene un'aggressione si è subito portati a pensare che si tratti di stranieri e quindi si vuole alimentare quella logica proprio della diffidenza e dell'opposizione rispetto a persone straniere che non sono tutte così, perché c'è anche chi ha voglia di integrarsi, chi contribuisce alla nostra comunità lavorando e pagando anche le tasse. Quindi
Ho apprezzato appunto questi toni conciliativi, sicuramente sono eventi che vanno condannati, e quello che emerge è che anche tra i nostri giovani manca una cultura del rispetto che molto spesso viene meno. Mi trovo d'accordo con il collega Budai sul fatto che c'è la voglia anche di emulare altri che compiono atti appunto di questo tipo, ma anche in questo caso non voglio fare delle generalizzazioni, perché ci stanno anche tanti altri giovani invece che si comportano bene e rispettano le regole. Non a caso i fenomeni di bullismo sono ormai un dato, e quindi io sono dell'idea che bisogna insistere sulla cultura appunto del rispetto, sulla cultura di chi esprime la propria diversità, sulla cultura appunto di tutto quello che appunto non ci appartiene, deve essere rispettato, e le regole vanno rispettate, questo perché esistono, ecco, altrimenti non verrebbero fatte. E bisogna insistere appunto su questo tipo di percorso proprio per prevenire la violenza stessa, e questo va fatto all'interno delle famiglie, all'interno delle istituzioni, all'interno prima di tutto anche delle scuole, ecco, perché sono il primo vettore proprio di quello che è il senso di civiltà. Quindi sia la famiglia che le istituzioni devono trasmettere questo senso di civiltà e di rispetto che non può essere disatteso. Vorrei, prima di lasciarvi, riprendere con voi anche il tema della scuola, presente sulla prima pagina del Gazzettino, relativa al Nord-Est, che non abbiamo ancora visto. La scuola riapre, ecco le novità, però abbiamo anche una chiamata in arrivo da alcuni minuti, quindi lasciamo prima la parola a chi ci sta nuovamente chiamando. Buongiorno. Sentiamo se c'è dall'altra parte del telefono qualcuno. No. Riprendiamo il tema della scuola attraverso il Gazzettino con questo titolo che non abbiamo ancora letto. La scuola riapre, ecco le novità, dai telefonini vietati anche alle superiori al prof antibullismo, bocciati con un 5 in condotta, assegnate poi già tutte le cattedre. Il ministro Valditara che dice agevolazioni per gli alloggi ai docenti fuori sede. Un'altra tematica molto sentita anche questa nel territorio, questa degli alloggi, anche da parte di chi da altre zone viene poi a insegnare nel territorio. Andiamo anche velocemente per un quadro d'insieme nella doppia pagina, quindi riservata al tema del ritorno in classe. Valditara, il piano casa anche per gli insegnanti, dice il ministro, studia con Salvini agevolazioni perché si trasferisce in un istituto del nord. La riforma della maturità, afferma poi Valditara, entro l'autunno, più risorse anche alle paritarie. Andiamo nella pagina accanto, le novità, la riapertura, cattedre dunque già assegnate e un docente antibullismo. Grazie ai concorsi entrano di ruolo 41.000 insegnanti, coperto il 76% dei posti. La stretta sugli smartphone nelle aule e sul rispetto delle norme di comportamento. Ci sarebbero tanti temi, cosa cambia tra i banchi, appunto stop ai cellulari anche alle superiori, l'esame orale non si potrà rifiutare e stando alle previsioni, e per quanto riguarda gli alunni stranieri, insegnante ad hoc se non sai l'italiano, il voto in condotta, chi prende un 5 deve ripetere l'anno, sintetizza il Gazzettino. Alle superiori gli studenti che riceveranno un 5 in condotta dovranno ripetere l'anno, mentre con il 6 saranno rimandati e dovranno superare una prova sui valori di cittadinanza. Alle medie invece il voto in condotta verrà espresso in decimi e farà media. Poi comportamento, arriva il referente contro i bulli, e per le aggressioni, per contrastare le aggressioni ai prof, previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato. Allora, un commento di insieme, abbiamo visto poi le difficoltà sindacali, quant'altro anche sulle docenti, il personale ATA, ma in merito, ritornando a concentrarci sui ragazzi, di cui è importante continuare a parlare, e anche la dimensione scolastica nella promuovere la cultura, i valori, insomma la cittadinanza. Abbiamo molto margine, perché già l'8 in condotta una volta era qualcosa di gravissimo, quindi se per essere bocciati dobbiamo arrivare al 5, cioè, c'è margine, ai nostri tempi c'era già l'8 è vero, margine, già il no? sì, già l'8. Già il 9 cos'è combinato, no? Ecco, già l'8 era qualcosa di pericolosissimo, adesso bisogna arrivare al 5, cioè veramente deve aver aggredito il professore. Questo anche è il referente contro i bulli. Ecco, però al di là adesso... queste ulteriori misure, le vede... Ritengo che se si pone al centro il docente come dovrebbe essere posto, perché altrimenti cosa vai a fare a scuola? Puoi stare a casa, no? Puoi imparare, no? Usando l'intelligenza artificiale, stando comodamente nel letto e tramite il telefonino. Se si pone al centro il docente
che ovviamente deve essere preparato, deve essere motivato. Per essere preparato, motivato, deve avere a supporto ovviamente un minimo di capacità economica, deve poter avere, ad esempio, se si trasferisce, giustamente la possibilità di avere un alloggio decente per poter esercitare la sua funzione di docente, e quindi noi chiediamo di avere docenti preparati, bravi. È chiaro, devi anche dare per avere questo, questa è l'ottica poi di indirizzo, e quando però anche certi docenti rischiano di sbagliare, dovrebbero essere i primi ad essere allontanati, perché altrimenti no? Che esempio dai ai ragazzi? Perché io mi ricordo e ho ben presente che docenti che spacciavano sono stati reintegrati nelle classi. Lei ha da questa sentenze, no, ci sono sentenze negli anni in Questo cui sono non ho stati idea, reintegrati, ecco, e quindi apriamo un nuovo discorso, ma dall'altra parte è evidente che i nostri ragazzi, se devono seguire il docente, non devono seguire il telefonino. Mentre il docente spiega, non puoi fare qualcos'altro, no? E quindi ben venga, perché la tecnologia deve essere di supporto e non deve essere sostitutiva del docente, sia dei suoi discorsi educativi e comportamentali. E quindi ben venga il fatto che durante le lezioni anche alle superiori, venga sospeso l'uso del telefonino. Diverso è l'uso della tecnologia come metodo di approfondimento. Ecco, questo sicuramente sì. E qui ovviamente si apre tutta una partita che chiaramente merita ben più. Ci sarebbe bisogno come sempre di più approfondimenti, però di più la tempo. Linea perché... di tornare a porre il docente che lavora in una determinata maniera al centro dell'istruzione dei nostri ragazzi è fondamentale, che deve essere preparato e deve dare i giusti insegnamenti. Sicuramente l'ambito della scuola è uno degli ambiti centrali per la formazione di un ragazzo, anche dal punto di vista umano e valoriale. Lei, consigliera Capozzi, alcune di queste misure previste, novità, le ritiene buone per favorire un migliore ambiente scolastico? Certamente ritengo buona quella di non consentire l'utilizzo di cellulari, anche perché assistiamo ad un uso smisurato di questi strumenti tra i giovani, e quindi soprattutto in ambito scolastico trovo inappropriato appunto avere un cellulare quando l'attenzione dovrebbe essere verso appunto le lezioni che vengono impartite. Quindi da questo punto di vista mi trovo d'accordo, così come mi trova d'accordo il referente antibullismo, che è un po' il discorso che abbiamo fatto durante la trasmissione, perché ci deve essere un'educazione al rispetto, e questa educazione deve partire prima di tutto nelle proprie famiglie, ma poi deve seguire anche all'interno degli istituti scolastici, e ci troviamo davanti a insegnanti che molto spesso sono vittime anche di questi atteggiamenti e vivono proprio la difficoltà di trovarsi con ragazzi che molto spesso sono poco inclini alle regole. E quindi anche dal punto di vista degli insegnanti sicuramente un ulteriore sostegno, proprio perché la loro attività delle volte è resa difficoltosa dalla presenza appunto di studenti che hanno comportamenti da bulli, che comunque tendono ad emergere con comportamenti appunto che non sono assolutamente condivisibili. E così come trovo condivisibile l'intervento per far sì che gli insegnanti abbiano un alloggio nel momento in cui si trasferiscono, ma questo anche per consentire che non ci siano carenze dal punto di vista di personale, perché tanto spesso vediamo che ci stanno carenze proprio dettate anche dal fatto della difficoltà da parte di una persona che arriva lavorativamente di trovare un alloggio, o comunque di avere una serie di situazioni appunto favorevoli per far sì che il proprio trasferimento sia fatto, ecco. Perfetto, allora grazie ai nostri ospiti, grazie alla consigliera Capozzi del Movimento 5 Stelle, grazie al consigliere Budai della Lega per questo confronto. Alla fine la tematica della sicurezza delle diverse culture presenti e i percorsi insomma di accoglienza per migranti, anche le situazioni di tanti giovani italiani hanno dominato. Ci sarebbero stati altri temi, ma insomma saremo pronti qui a ridarvi la parola anche appena possibile per ulteriori aggiornamenti e confronti rispetto alla cronaca locale e anche nazionale. Grazie allora ai nostri consiglieri regionali.